Il 6 di febbraio del 1778 a Zante o era al Giacinto. Comunque in una isolute dal Mar Ionio, figlio di Andrea, un miedi veneziano, dottor, ogni volta che bevo il caffè mi duole un occhio. Ti ha provato a togliere il cucchiaino? E di diamantina, insomma, picche un nome, un codice fiscale, da cui ha ereditato le basettis, al nasceve Nicolò, miglior noto come il poeta fosco. Purtroppo per Ugo il destino era stato un errore crudele e era stato orfano dal pari. Qualcuno l'ha di identificare il cadavere. Qui è stato spiritoso che la tira sulle in sur dalle bande sbagliate. E dopo differenti traslochi, va fuori da Bali, speccente, Ugo ha raggiunto le Mari e Fradis a Vignesi dal 1692 e di chi al tacche i suoi studios frequentando la biblioteca marciana. I suoi diretti ispiratori erano Dante, non sentissimo nadis, Dante è morto nel 1321. Io sono le controfigure. Il poeta inglese Milton John, per me il numero uno, e naturalmente Jim Morrison. This is the end, beautiful friend. Ben presto Ugo al manifesto i suoi istinti giacobini. E al diventi un di loro, Giacomino baby, wow, c'è figo, I love you. E tensioni dal Nestri era anche la rivoluzione francese, forse la vedo Lady Oscar, e già dal 1795 al comincia a comporre i suoi Prince Viars, tirando attenzione dai poeti Cesaretti e Pindemonte. Va chiase, danos ligabue! Ma soprattutto l'attenzione di Isabella Teotocchi. Cattivi, lasciate il mio Ugo. Ugo, tu sì che sei dolce. Mi ami? Sicuro. C'è tog di gnocche? La loro è stata una curta passione. Brutta start, così tu chiami che brutte vecchie. Oh yeah! Ugo tra i suoi amici giacobini stava anche bene. Ma erano dei problemi. Foscolo, botte un tir. Eccoli le fecce! Oh no, la pula, via, schiappi. Comunque, anche se completamente fatto e chiocco, Ugo a schiappe. E a Vignesi, al finire le stesure di Trieste, e il nuovo titolo dalle opere Lettere a Laura. Laura non c'è. Anche una volta all'asse Vignesi per Bologna, dal 1697. Dulac al compon le odi Napoleone, viva Napoleone, un bicchiere di quel bon. Ma no dome, Bologna è una bella città di ma soprattutto di gnò, così al decidere a ruolarsi. Scuse, amici, della sette le caserme, al diventa tenente dei cacciatori della cavalleria cisalpina, ma la vita militare non faceva per lui. Venuto a sapere che la Repubblica di San Marco veniva sostituita da municipalità, al decidi di tornare a Vignesi. All'intendeva diventare uno dei 4 segretari di tal municipalità. Mica siamo lavoro statale. Il 17 ottobre del 1697 a chiamfarmi Napoleone al tratte con gli austriaci e al CED Vignesi all'Austria. Austrica? Mi non mi frega, mi gola gondoetta. Parogo è una cocente delusione, tanto che al distrugge i postres dal NAP e si iscrive ai verdi arcobaleno. Si sposta in Chimò l'Anta Milan. Cerindi ottiene la cittadinanza della Repubblica Cisalpina. Va a lavorare Terum! A chiate lavoro dal giornale Il Monitore Italiano. E grazie a questo all'incontro il vecchio Parini. A squintri il Parini. Oh madonna c'è botte. Il Parini lo invia lì di un altro amico, dal poeta Monti.
che il monechi al porte dome sfighe, pette che lo spedisse al monti. Così al frequente le chiese dal monti, lì che al cognos le so femmine, la Teresa Piquet e si innamore. Ella era proprio un romantic. Come vuoi a spiare so de doce? Deludut ma non sconfit, al torna a Bologna, ma in Kurt, al 1698, arriva in Austriacs, che lo costringe a troncare le stesure delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Ai fine l'industria, maledetti penis. Ancora ruolassi e al combat a 100, praticamente era lui e altri 99. Dopo il combat a Trebbianovi, a fin di Genue e la Sampdoria. Infine al combat contro Rocky Balboa e al partecipe a Ok il prezzo è giusto. Dal 1000 si innamora dalla fiorentina Isabella Roncioni, ma allora è un amor sfortunato. Sfortunato? Ma c'è stato a dirsi, perché sfortunato? Perché sta con me deficiente, mamma! Intanto, dato che non aveva niente di miglior di fa, il fratello di Ugo si suicida. E lui, dato che non aveva niente di fa, scrive l'ode al fratello Giovanni. Ode, non c'è un fase a ode, cioè a siti se le muarte. Arriva a Milano dal 1201, lì che al compon, per una sua flamme, tale Antonietta Arnese all'amica risanata. Forse l'era miglior all'amica imbranata. Che il so eterno viaggià, lo vio trivà in Francia dal 1204. Vien qui, mon chéri, un maniaco, parblei francese! Per giuntarsi all'armata francese che stava preparando una invasione all'Inghilterra mai fatta però. Come enti un man, ecco un altro che al tenta di fare le vacanze a scroc. Tipo, foscolo tutti i clanni. Si conoscono. Boh, hai una certa fame. Ah, come mi visi, tu sei che il carogne che l'importunava mie figlie. Aiuto! Che chi è il generale Fagnani Arese, papà appunto di Antonietta, un'amichetta risanata. Così ben o mal, Parugo a comincia il soggiorno trasalpino. Ecco che brut fanno long! Tu se non tu sei salvar o da ur di qualche cotole, tu sei sempre ascolati lì tras di bere, il gran poeta, alle di un angaste che bande, che non t'ho scritto nerie. Si fa slalbi e le vite lui, tant che a gliele sguatere. Lo diceva me Mari, che con te avrei dovuto soffiart, di non fidarmi, che tu sei un po' di bon e di schiaric no. Hai finito a bere? Ah, so io che ti finisco, lascia di carogne. Ma c'è potuto sapere tu, femmine, dici molto che mi senti io. Non tu riesci neanche a immaginarmi dolore. La mia patria è perduta, tradita e dismenteata dal mondo intero e nessuno al fa salg, duc, rassegnato. Che forse dovrei essere anch'io così, lasciarmi là. Di studiare quel fuoco che mi inflamma il cuore, tanto non spetti alle fin, se non il nuie, se non un sepolcro. A Singhianin, a Ciringo e mette un valore che altri non fa che tirano sdogne al nostro inevitabile declino. E come per fin il sepolcro a voi di Giavanus, l'editto di San Claude, che al decid parlare di scompagni sfur dalle città. Anche quest'ultima identità gli negate. Ugo, c'è bielis le toperaulis. C'è animo romantico, c'è idealist, c'è chi sul pavimento, soi tu. Mamma, sì dai Ugo. Che Jason? È lei che mi vedi.
È così che attacca le stesure dei sepolcri, l'espressione più alta dalle poesie foscoliane, richiappanta alle esistenze di recuperare le poesie e convinzioni filosofiche e morali, impegno politico civile, dedicata a Ippolito Pindemonte, nei sepolcri e bonde. Ecco contento, come tu l'hai dismotte. E nasceve Floriana, e pareva che Foscolo avesse finalmente chiatato la sua collocazione. C'è par di balis. Ugo di qua, Ugo di là, le bambine a vai, a falle caca, tu comprati i panolini, che no, che sì, no che, cosa fai, cosa non fai, vonde non ne pospui. Ma mica a possei così carogne di lasciare une femmine e une frutte in fassis. E invece a l'uere. E in tal 1206 Foscolo all'abbandono della famiglia e al torno in Italia, precisamente a Brescia. Vagar mi fai con me pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno e intanto felice fugge questo reo tempo. We will rock you, rock you. Arriva a chiattà un editor per pubblicare i sepolcri. Potremmo ricavarci un film magari con DiCaprio. C'era bene. Dopo Ugo, al torna a chiappare il suo viaggia a drette e a cempe. Al diventa professore alle cattedre di Pavie. Sì, le cattedre erano state fatte a mangiare e Pavie pensi che ricche di Udin. Uè, frutti, se volessi dopo le lezioni ve une ripassatine ben contenti. Il suo eterno Latora Singer al continuo di città in città, tragedie scritte e tragedie vissute. Allora, l'arancioni non le dà, la Mangiotti neanche. No, è proprio una tragedia la me, Così, dopo altre vicissitudini, Ugo sbarca in Inghilterra dal 1218. E non si tenta, morremmo, ma frutterà dal nostro sangue il vendicatore. Tu mi has rod le balis, tu e le tue lettere, ma cui diavolesa l'ortis? E io non sei mica il Parini. Ah no? Ma in Inghilterra comincia per Ugo le prime difficoltà economiche, restando completamente indebitato senza beis. Spindus tutti i localacci da zone. Proprio i localacci, sì, nessuno fa poi credit. Mi dicevi scrivi poesie. Per me se scrivi come cambiare o a segno scuviars. Ma il destino alla redaur dalle porte. Aia! Oh, mi scusi, non l'avevo vista. Ma che resto perché tu mi avevi svedute? Come posso farmi perdonare? Quella, un'idea le hai. Ma signore, cosa fa? Didot, chiamami Foscolo, baby. Cosa? Ugo Foscolo ha detto. Yes, my love. Brutto traditore, bastardo, trodo io il complesso di Edipo, lo diceva la mamma che mi avresti fatto soffrire. Eppure so io che il cazzo fresco muoio, lo sai, Cesar. Floriana, sei tu? Ecco, qui immaginava che tu venivi su così bene. Dai, picciole di papà, non ti ricordi tutti quanti ti tegnevi tra le smes bras? Sì, ricordo, sì, maniaco, eri in posse con sfa. Così a Sainz dal suo sbarco in Inghilterra e Foscolo la tornata a chiattà le Sofie. Queste ultime era appena venuto in possesso di un'eredità dalle nonne materne. No! Pure nonne, forse tu, perché? Erano affezionati. Ma se neanche non le conosceva. Che in Kurt aveva inchiotte dal furbo pari. Proprio così, fie. Ascolta, sto lavorando a un nuovo poema. Consideralo un investimento. Anzi, ho sen già nasci in me i news versi.
you were bright light and the big seed meat with a red guitar on fire. Desire, desire. Guarda che calbusine là, l'ho inchioccata, al continente un po' dopo va a buttare fuori. Dio, così anche che i beslia sono finiti. Papà, tu sei sentimo che? Ha tirato io bere. Sei stufe di mantegniti, sei stufe. Beh, non tu dici snuie. Finì la bere? Oh signore. Ok, hai capito. Non scoventi in base, sempre a stressare come tomari, a scriverai alc, tornerai a stampare l'ortis, qualche roba faserai, alco faserai, so. Come gli come unica possibilità di salvezza, cioè sonetti, no? Lavore. Ugo ha cercato di fare fronte ai guaios, insegnante lezioni di italiano, la rana in Spagna, grazie in campagna. Ha scritto per qualche rivista inglese, London Magazine, European Review, Playboy, articoli e saggi, e tu qui sei tu, un saggio. Anassin così scritto sul Petrarca, il Decamerone, sulla Divina Commedia. Che cazzo tu vuoi dire di me? E tu! Ma dal 1825 Ugo si immala di idropsia. Dice? Significa troppo accumulo di quei liquidi nell'organismo. Che? Così, il 10 settembre del 1827, Ugo raggiunge le mari e il fratello Giovanni. Entrando, come che voleva, dalle storie della letteratura italiana, e non solo, ma soprattutto entrando a scuole. Onor comunque al grande eroe romantico Niccolò Ugo in arte Foscolo.